L'annuncio di revoca della chiusura della Speedline di Santa Maria di Sala da parte della multinazionale svizzera Ronald è una boccata d'ossigeno per i circa 600 lavoratori diretti, più almeno altri 200 dell'indotto, che si trovano in presidio permanente alle porte dello stabilimento. Lunedì i dipendenti parteciperanno ad un'assemblea in cui saranno illustrati i dettagli dell'incontro convocato dal Mise venerdì. Chiederemo ai lavoratori come proseguire con il nostro presidio. Naturalmente sarà tutto legato, come detto prima, alla firma di quel verbale che dovrebbe essere depositato al Mise e da quel momento lanceremo la nostra Speedline del futuro. Disegnare la Speedline del futuro è il secondo tempo di questa difficile partita, ma se non altro anche la proprietà ha accettato la sfida di continuare la sua esperienza nel veneziano. La partita è ancora aperta, c'è da giocare ancora molte carte, però partiamo già con un stato d'animo diverso. Io sono qui dal 1985, quindi È cambiato molto da è allora. cambiato molto, tantissimo. Ci sono state anche delle varie crisi, sono sempre state superate ampiamente. Soltanto da pochi mesi sono stato assunto fisso e infatti ero molto triste, cioè sono passato dalle stelle alle stalle in poco tempo. L'alleanza tra forze politiche del territorio, sindacati, Confindustria, alte gerarchie ecclesiali, tutte schierate l'una di fianco all'altra, rappresenta uno dei fattori che si stanno rivelando decisivi in questa vicenda, così come una solidarietà arrivata a 360 gradi. Il territorio ha risposto in maniera eccezionale. Qua al presidio passava la gente comune, ci portava da mangiare. È passato un imprenditore di Martellago che ci ha portato un furgone pieno di pane per fare i tramezzini. Per cui Adesso voi state preparando il pranzo e anche qui sono stati dei macellai della zona che vi hanno dato insomma il necessario. esatto, dei macellai della zona ci hanno offerto il pollo. Per mantenere in piedi il presidio, i lavoratori si turnano secondo i reparti. Oggi tocca alla verniciatura, che si occupa anche di cucinare il pranzo. Abbiamo pensato bene di organizzare una grigliata per stare tutti insieme come turno e visto le buone notizie che sono arrivate credo che sia fondamentale.